Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, andatevi a recuperare il video che è uscito prima, mi raccomando, perché è molto importante. Detto questo, gruppo Telegram in descrizione con le notizie H24 sul Napoli, anche quello è gratis. Partiamo subito perché ragazzi, siamo a martedì, il Napoli gioca domenica, ci sono ancora i nazionali che devono rientrare. Però sia Gilmour e McTominay sono già rientrati per mettersi subito al lavoro con Antonio Conte. Attenzione perché c'è stato addirittura un retroscena clamoroso svelato dal Corriere dello Sport dove ci dice: lo scozzese ha sentito telefonicamente Aurelio De Laurentiis pur di sbloccare l'affare per passare al Napoli. Addirittura si parla di un Gilmour che quest'oggi è arrivato 4 ore prima all'allenamento a Castelvolturno proprio per incontrare tutto lo staff tecnico di Antonio Conte. Clamoroso, perché io un ragazzo così voglioso di iniziare con il Napoli non l'ho mai visto, sono sincero. Sta girando questo video di Neres, parliamo un attimo di questa cosa ragazzi, poi parleremo delle notizie di oggi. Sta girando questo video sui social dove c'è Neres che alla richiesta di un autografo da parte di un tifoso, di un selfie da parte di un tifoso, tira dritto e va nell'hotel. Allora, sinceramente, io non vedo nulla di male in questo gesto di Neres. Addirittura la moglie e la figlia non sono più a Napoli, a quanto pare, dopo quello che è successo la scorsa settimana, che è stato rapinato dopo Napoli-Parma. La famiglia di Neres non dovrebbe essere più a Napoli, non so se per questo motivo o per altri motivi, ma Neres era solo all'ingresso dell'hotel. C'è questo ragazzo che vuole farsi questo selfie con Neres. Ragazzi, ma io una cosa però ve la voglio dire, ma voi avete capito che a questo gli hanno puntato una pistola alla testa e sinceramente secondo me si è cagato sotto e ora chiunque si avvicini a quest'uomo ha paura pur di farsi una foto, ragazzi? Lo volete capire? Se no poi voglio basta con questo telefono, sempre sti telefono, ma godetevi il momento. Avete visto il giocatore? Fagli la foto, non andare là, oh facciamoci il selfie, no, fai la foto solo. Tanto quella foto l'andrai a perdere, voglio. Ricordatevi che quello che avete nei telefoni, nei tablet, lo perderete a prescindere, lo perderete perché se scassato il telefono perdete. Vivetevi il momento, tu hai visto Neres, gli hai fatti i complimenti, basta, basta, non andare lì. È normale che quello non si voglia fare né foto né video, ragazzi. Dopo quello che gli è successo è normale che questa ha paura. Prima che qualcuno si faccia un selfie con Neres o a Castelvolturno che abbassi il finestrino per farsi una foto, sapete quanto tempo deve passare? Per l'amor di Dio. A parte questo, questa era una cosa che volevo dire perché naturalmente oggi questo video sta girando e tutti quanti contro il giocatore. Ragazzi, mettetevi nei suoi panni, vi ribadisco, mettetevi nei panni di Neres. Il ragazzo ha paura, in questo momento ha paura, diciamoci la verità. Passiamo all'argomento di oggi, che è quello che ci riporta il Corriere dello Sport. Perché, come già vi avevo parlato non devo parlare ieri, perché ieri vi ho parlato di un McTominay che potrebbe prendersi il centrocampo del Napoli già a Cagliari contro il Cagliari. Bene, per il Corriere dello Sport quest'oggi ha cambiato versione perché il Corriere dello Sport prima dà una versione e poi ne dà un'altra, rendiamoci conto. Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte vorrebbe schierare titolari solo 2 giocatori e ne sono né Gilmour né McTominay, come vi ho riportato l'altro giorno, ma si sta parlando di Lukaku e Neres. Quindi Lukaku e Neres dovrebbero partire titolari a quanto pare per la partita di Cagliari. Poi, sempre il Corriere dello Sport dice: Foloruscio a Castelvolturno spera di avere qualche spezzone di partita a disposizione per sorprendere Antonio Conte in positivo. La sua forza e il suo temperamento potrebbero tornare molto utili a coach salentino, attualmente l'ultimo giocatore nelle gerarchie di Antonio Conte. Davanti a lui ci sono Anghissà, McTominay, Lobotka e Gilmour. Però io ribadisco, Foloruscio,
o Foloruscio, non riesco a concepire bene come si dice il nome, è un elemento che potrebbe darti grandi soddisfazioni secondo me, caro Antonio, quindi non lo escludere a prescindere. Eccolo qui, quello lì che vi parlavo di Gilmour 4 ore prima, dopo ci andremo a leggere l'articolo, è un'esclusiva di Calcio Napoli 24. Per questo io vi sto dicendo, Foloruscio, se tu l'hai rimesso in squadra e l'hai rivoluto in squadra, dagli qualche opportunità a questo ragazzo, perché secondo me ci potrebbe sorprendere molto molto bene, ci potrebbe sorprendere. Detto questo, questione Mario Rui, perché nei giorni scorsi, sapete, ho fatto uscire questo video di Mario Rui. Bene, in queste ore è uscita la notizia che Mario Rui vorrebbe una buona uscita per abbandonare il Napoli. Stessa cosa che ha fatto la Juventus con Szczesny, però la Juventus i soldi ce li ha, tanto c'è Exor dietro, dice daglieli, mandalo a casa. Benissimo, Mario Rui vorrebbe questa buona uscita dal Napoli di 6 milioni. Io, caro Mario Rui, io con tutto il rispetto che io posso avere per te, hai rifiutato tante di quelle squadre, 9 squadre se non erro. Però, bimbo caro, ma come fai a pretendere 6 milioni di buona uscita dal Napoli? Il Napoli non te li darà mai. Il Napoli ti porterà a scadenza di contratto e ti metterà nella lista degli svincolati. È questo che poi si andrà a concludere se Mario Rui non accetterà un altro trasferimento da qui a gennaio. Poi a gennaio si riaprirà il calciomercato, la sessione invernale. È molto difficile che però nel calciomercato invernale le squadre vadano a comprare altri giocatori, ragazzi. Il mercato di gennaio è il cosiddetto mercato di riparazione. Il Napoli il mercato di riparazione non lo deve fare perché ha comprato tanti giocatori quest'anno. Però ecco, Mario Rui è uno di quelli che è stato messo fuori rosa insieme a Osimhen. Osimhen lo sei riuscito a piazzare al Galatasaray e qui va tutto bene perché sei riuscito a piazzarlo e quindi è... Mo ti devi liberare di Mario Rui, che secondo me è molto più difficile liberarsi di Mario Rui perché è più vecchio di Osimhen. E quindi il Napoli deve vedere, però questa buona uscita da 6 milioni, ha riuscito Mario Rui, io non lo so da dove è uscito. Comunque vi stavo dicendo, proprio di Gilmour, che dice Calcio Napoli 24, dice alle ore 13 circa è uscito dall'hotel per dirigersi al centro sportivo di Castelvolturno, quasi 4 ore prima dell'arrivo previsto per l'allenamento pomeridiano in programma oggi. Primi approcci per lui al centro sportivo, incontro con Conte e lo staff per delineare quello che sarà il progetto di allenamento in questa settimana post-nazionali che porterà gli azzurri a sfidare il Cagliari domenica alle ore 18 alla Domus Arena. Io spero, ragazzi, di poter riuscire a fare il video post partita subito, però penso che sia molto difficile sinceramente far uscire questo video nel post partita perché è sabato, anzi è domenica, quindi no, forse domenica ce la faccio, forse domenica ce la facciamo, sperando che domenica non ci sia casino, sperando che venga il diluvio universale come è stato domenica scorsa, che è venuto giù un patapate l'acqua e quindi tutti quanti non sono usciti, sperando. Comunque, a parte questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Queste sono le news di giornata. Come detto, le news ce ne sono pochissime e te le devi andare a cercare, però nel gruppo Telegram escono queste notizie e se volete le potete trovare lì. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a tutti.